Scatman's World. Beh ragazzi, gran premio della Cina. Carburante al massimo. E per il KERS andiamo adesso. Vai, facciamo una bella partenza. Vai Kume, vai Kume, vai Kume. Bravo Kumendone. Bravissimo Kume, partenza mostruosa. Partenza mostruosa. Più di così non potevo fare. Occhio. Ottavo posto. Ottavo posto pazzesco. E adesso inizia la nostra gara difensiva. E adesso ragazzi inizia la nostra gara difensiva. Vediamo quanto riusciamo a stare insieme ai primi. Penso un giro massimo. Ok Comendone, molto bene. Ottavo posto, ci metto la firma, cazzo, per finire così. Però c'è massa dietro, ci sono tanti piloti forti. La vedo molto dura. Dai, scontratevi, dai, scontratevi. Dai, un bel incidentone di quelli cattivi. Eccolo, va la battle! Mamma mia, Button ha rischiato tanto. Ti consigliamo di selezionare la modalità carburante 2 in questa fase. Mamma, cosa ha rischiato Button. Adesso devo cambiare anche il carburante, se no qua non arrivo a fine gara. Testa coda di Batto, ma si è salvato all'ultimo. Insomma, quello che la cosa che preoccupa di più chiaramente è l'usura dei pneumatici, chiaramente. Bravo Comendone, dai. No, sull'erba però. Che do coglioni. Però vediamo ancora Webber, ragazzi. È già un miracolo vederlo ancora al terzo giro. Sono già soddisfazioni, ragazzi. Buono. Settimo posto, non ci credo, non ci credo. Occhio a Massa. Dai, toccatevi. Anche mai il bibitaro Webber tocca Lotus. Mamma mia, una gara già emozionante. Già questo mondiale è pazzesco. Con la Force India, questo talentissimo veneziano facendo buone cose. Questa è una brutta notizia. Adesso sono cazzi miei. Vaffanculo, Massa. Mamma mia, controsorpasso del Comendone su Massa. Ma quanto ho rischiato, ragazzi. Siamo 2 posizioni più avanti del previsto. Ho capito vecchio, però mi sto cagando addosso io. Ho bisogno di Tori, ragazzi, ho bisogno di Tori. E di voi, con il vostro supporto comendiano. Sono concentrato a bestia, ragazzi. Bravissimo. Ok.
No, non sti errori. Ecco, ha fatto un brutto errore. Vabbè. Vabbè, ormai i primi sono andati, chiaramente. Dobbiamo difenderci a sbrega adesso. Mamma mia, cosa ho rischiato. Sto DRS di merda. Non può rompersi sto DRS a Massa e a tutti quanti. Dai che siamo al quarto giro e le gomme sono messe, insomma, non sono messe benissimo, ragazzi. Freno tanto, però. È che voglio cercare di tenere le gomme. Tanto Massa è vicinissimo. Me ne frego sinceramente del sesto di Webber, perché arrivare settimo comunque a punti in Cina sarebbe un risultato clamoroso. 3 gare consecutive a punti sarebbe una soddisfazione immensa in questo inizio di Formula 1. Tanto mentre 2 macchine in pista, nessun ritiro, quindi gara tranquilla da questo punto di vista. Occhio. E Massa è sempre là, Pippo Massa è sempre là. Io mi devo tenere il Kers per quel rettilineo là. Ho le mani, ragazzi, ho le mani sudate e distrutte, cioè, non avete idea. Ok, avevo un piccolo vantaggio su Massa. Ho troppa paura di questo rettilineo qua, perché col DRS è facile superarmi. Ok. Adesso devo cominciare a pensare a quando fare la sosta. Le gomme sono messe non benissimo. Mamma mia, Massa è vicinissimo. Che sbaglio. Mamma mia, cosa ho combinato, ragazzi. Se non mi danno la penalità ho culo, Forse non arriva la penalità. Ho fatto un bel casino. Ora stiamo zitti che è meglio. Stiamo zitti che è meglio. Mi è andata molto bene, però ho perso una posizione da quella battona di Button. Ecco, le gomme, quando comincio a fare così vuol dire che le gomme non ci sono più. Porca mignotta. E infatti il pilota che ti precede è più lento di te nel settore 2. Pensa. Nel settore 2 sono comunque più veloce io. E che perdo tanto nel terzo, purtroppo. Mamma che rischio con Massa, non ho parole. Si vede che hanno visto che non è colpa mia. Non so cos'altro dire sinceramente. So solo che mi è andata di culo. Dobbiamo fare almeno un altro giro, ragazzi, e poi nelle box di corsa. Hülkenberg è vicinissimo. No, Hülkenberg. Questa è una curva pericolosa con le gomme ridotte così. Devo difendermi con le unghie e con i denti. Ma sentite la macchina, ragazzi. È impossibile da tenere ormai. Che sofferenze. Direi sta nono. Dai, tienimi ancora questo mezzo giro. Le gomme sono completamente rosse. Vaffanculo anche le gomme.
Però le ho tenute forse leggerissimamente meglio rispetto alla Malesia, ma proprio leggermente. Perché in Malesia avevo già problemi. Mamma che rischio. Ce la faccio più, voglio andare ai box. Botto mi ha già preso 8 secondi in un giro, fioi. Le gomme si stanno degradando, fai attenzione. Ma dai, perderai grip. non me ne ero accorto. Occhio, ancora. Mamma mia ragazzi. Dai, di resta non rompermi i maroni. E adesso vogliamo ai box. Questa è una gara di cuore. Vai ai box. Sembra che la vettura dietro di te abbia un lieve danno all'ala No! anteriore, ma non credo che le sue prestazioni Faccio come Hamilton. No, cazzo, anche di resta è andato. Faccio perdere tempo di resta così. Vabbè, cazzi tuoi, vecchio. Eh sì, perché l'avevo programmata per il giro dopo io. È vero. E di resta perde tempo. Mi dispiace, Paul. All'uscita della pit lane c'è traffico. Ho le mani un po' sudate, ragazzi. Perché mi sarà cambiata la... Porta le gomme in temperatura prima di riprendere a spingere. 15esimi, ragazzi. Adesso vediamo quante posizioni ho perso con i pit stop. Grosjean si fermerà per un cambio gomme entro i prossimi 5 giri. Mi fa molto piacere. Pensiamo che la vettura alle tue spalle abbia impostato il motore sulla massima potenza. Sta cercando di raggiungerti. Vai comandone, vai comandone. Ormai il nostro pit l'abbiamo fatto. Adesso dobbiamo solo tenere le gomme, La temperatura sprecare del motore è ideale. e difendersi. Dai. Il margine su Grosjean è minimo, spingi al massimo. Guarda che me ne rendo conto anche da solo, eh. Non è cattiveria. Il Grosjean è bello vicino. Dai comandone. Portacela a casa com'è. Anche decimo, va bene anche decimo. Attenzione al Grosjean. Adesso l'importante è tenere le gomme fino all'ultimo giro. Questa è la cosa più fondamentale, ragazzi. Cerchiamo di non sporcare troppo le gomme, come. C'è molto traffico ai box in questo momento. Vedo. Fai attenzione ai piloti in uscita dalla pit lane. No, che cagata che ho fatto. Porca puttana. Io mi scuso con tutti voi, ragazzi. Sto facendo il massimo per fare almeno un punto. Non preoccuparti della macchina dietro di te, è stata punita con un drive-thru. No! Drive-thru per il Grosjean, non è colpa sua, ora sono più tranquillo. La coscienza pulita, ragazzi. Ho la coscienzona. Sì, vabbè, ciao ragazzi, non scopo neanche a parlare. Comunque la coscienza pulita. Dai che adesso è rallentato Perez. Dai che è rallentato Perez. Il pilota che ci precede è più lento di te nel primo settore. Cerca di approfittarne. Guarda che coglioni, come da si lamenta anche. Sta morti Van der Garde. Vai, spingi sto cariola. Vai di DRS. Vai Cube! Vai Cube! Niente da fare. Perez rimane davanti. Sto Perez di merda. Sembra che la vettura davanti abbia ancora molto carburante a disposizione. Mi fa piacere 1.43 600.
No. No, 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 no. Insomma, Perez ha tanto carburante, quindi può fare anche la strategia con la miscela. Sui pneumatici, aspetta che si staccino e cerca di restare sulla traiettoria. Sembra facile. Tutto facile per lui, Tita Morti. Deve stare seduto sto coglione. No, andare però sull'erba, Comenda, dai, cazzo. Tanto nessun ritiro. Si vorrebbe una bella safety car, così con la safety car non consumo troppo le gomme. Che la vettura davanti a te è in modalità risparmio carburante. I suoi tempi sul giro potrebbero risentirne. Ho capito. Però non ho posto, ragazzi, metto 10 firme, 15 firme, 99.000 firme. Ai box sono andati tutti. Sì, sì, tutti ai box, perfetto. Quindi o nono o merda. Bisogna capire anche il discorso gomme, però, chiaramente. Ma perché mi deve rompere i coglioni, Maldonado? Io sono davanti, è lui che deve frenare, a me non me ne frega niente. Sei tu che devi frenare, Maldonado, non io, scusami. Infatti non sono punito. Vaffanculo però, Maldonado. Mi ha fatto sporcare le gomme di brutto. Suoniamo piano e chi se ne frega. Che c'è Massa che è veramente vicino. Dai ragazzi, una gara di cuore questa è. Questa è una gara di cuore. Ormai Perez se n'è andato, chiaramente. Ma io con la testa sto pensando a quelli dietro, sinceramente. Mancano ancora tanti giri, però. Troppi. Giro record di Gigione. Madonnina benedetta. Devo fare 3 giri così, 4, sì, ciao. La vedo un po' impossibile. Poi sta curva per me è un problema, Niente, non riesco proprio a prenderla sta curva, niente da fare. Non riesco proprio a prenderla. E Massa mi ha superato, ne ho ancora troppi dietro. Sarà dura arrivare a punti. Sarà molto dura. Vai Comendone. Teniamo almeno sto 10° posto. Cazzo, anche un punto me lo godo. No. Anche sto consumando le gomme. Non voglio neanche pensare al mio ultimo giro. Massa se ne sta andando anche lui. Che bello, che belle notizie ragazzi. Che belle notizie dalla Cina. Devo tenere ancora di brutto se voglio avere un punto. Il pilota che ti precede sta provando a distanziarsi. Ha impostato il motore sulla massima potenza. Bravo Massa, sono contento per te Pippo.
Le gomme, insomma. Le gomme sono messe in merda, evviva! Questa curva non mi viene più. Ma porca mignotta. No, le gomme sono finite. E mi supera anche Gutierrez, evviva! Contro sorpasso del comandone. Ma comunque non ci siamo. Che battaglia, ragazzi, che battaglia. Vaffanculo Gutierrez. E lo risupera. Adesso è un duello mondiale per il 10° posto, ragazzi. Una battaglia pesantissima. Adesso vado più piano. Voglio gestire sti giri, perché sennò con le gomme non ce la faccio. Se no non ce la faccio proprio con le gomme, raga. Non mi rompere i maroni Hülkenberg. Tanto nessun ritiro in sta gara. Sto leggermente rallentando il gruppo, ma proprio leggermente. Due giri alla fine. Due giri alla fine. Dai che la risupero, dai che lo risupero. Bravo comandone. Fuel up Remanning. Due giri alla fine. E le gomme sono finite. Le gomme sono ufficialmente finite. Anzi, pensate all'ultimo giro, non ho parole. No? No, ragazzi, non riesco proprio a commentare sti ultimi giri, è troppo dura. Troppa ansia. Occhio, ragazzi, le gomme sono finite. Le gomme sono ufficialmente finite. Solo il cuore mi può portare un punto, solo il cuore. Dai Kume, dai cazzo. Molto bene. E adesso inizia il final lap comendiano. Vai di final lap comendiano. Attenzione la benzina. Ho problemi con la benza. Andiamo pianino e chi se ne frega di tutto. Paul è nella corsia box, sta per effettuare un pit stop. Cazzo, di resta ancora i box. Problemi per Jean Paul di resta allora. Pianino, pianino. Carburante basso. Non posso rischiare adesso, no. No, Kume no. Dai con il cuore. Va a vincere Alfonso, grande Alfonso. No, alla fine, no, alla fine. Dai che lo voglio a sto punto con il cuore. Questo è il classico gara da cuore comendiano del final lap. Le gomme non ci sono più. Un po' meglio rispetto alla Malesia, ma ancora problemi. No. No, cazzo, no. Alla fine non lo posso subire.
Dai Cube, dai Cube. Mamma mia che ultime curve. Non ci credo, dai. Dai con il cuore. Dai con il cuore. Dai cazzo! 10° posto! 10° posto! Con il cuore! Con il cuore! Con il cuore! Grande. Grande comendone. Mamma mia, un punto. 10° posto, un punto. Alfonsino primo, Vettel secondo, Rosberg terzo. Ok. Allora, classifica piloti, Vettel 53, Webber 51, Alonso 40. Noi siamo 11esimi con 7 punti. Molto molto bene, e 8 per di resta. Costruttori, Red Bull prima, noi siamo sesti. E la cosa va abbastanza bene. Sì, cazzo, io sono contento, porca puttana, 10° posto. Mamma, no ragazzi, è una sofferenza, però è veramente una sofferenza. È una sofferenza sto gioco. Ho le mani che mi fanno un male. Oh. Dai che piano piano. Cioè, sinceramente, il 10° posto in una gara che mi sta sui coglioni, sono soddisfatto. Cosa posso fare di più con la Force India, sinceramente? Se voi fate di più, fate con risultati migliori, ragazzi, siete fenomenali, vi stimo e se volete ci becchiamo online così mi spaccate il culo. Comenda ha battuto ancora il compagno di squadra, prestazione dimenticabile per Alfonso e Tori è contenta. Proprio con il cuore. Ok, siamo al livello 2. Vediamo le email. Allora, sviluppo vettura aggressivo. Abbiamo preparato con Poliresta a proposito del percorso. Abbiamo deciso di adottare un approccio aggressivo. Ok. Allora, per il Sakir, sole, nuvoloso, ma teoricamente in Bahrain è difficile avere la pioggia. Dati di gara, molto bene. E qua siamo in vantaggio, arrivi in vantaggio, siamo in vantaggio su gli arrivi in vantaggio, podi 0-0, miglior qualifica 1-2. Giri veloci 3-0, punti in campionato in vantaggio lui, totale 1-3. Buono raga, prossimo weekend in Bahrain. Raga, un saluto. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.